se la tira solo perché non canta con l'autotune, sarà sempre un vorrei ma non posso, ed è pure stonato. È così che su una nota testata giornalistica il suo profilo, che è Antonio Daglie Roma Daglie, definisce il nostro ospite di oggi, Gamon! Ciao caro, benvenuto tra noi, accomodati, prego. Ciao, ciao. Benvenuto Gamon a questo Aperitalk. Pensavo che mi facevi più nero, ma No, detto di t'hanno molto detto, peggio. t'hanno detto di molto peggio, ma magari ce lo dirai. Sì. Però io vorrei iniziare questo Aperitalk dal titolo Comicità e musica, dalla domanda che viene in mente a tutti quelli che sentono questi due mondi vicini, comicità e musica. Penso che sia proprio la prima domanda che venga in mente a tutti. Quanto fastidio ti danno i codici che tu trovi su internet e devi confermare che non sei un robot? Mi hanno fastidio tantissimo perché non so perché dal cellulare io scrivo sempre il codice corretto e mi dice sempre che è sbagliato. Che è sbagliato. Una Intanto cosa che odio. tu non sei un robot, Non questo sono mi un sembra. robot. No, Ti chiaramente dà fastidio questa cosa del codice, no? No, mi dà fastidio. I confini in generale mi danno sempre un po' I confini. fastidio. Se vuoi superare questi confini, sai come puoi fare? Come? Abbonandoti a Nord VPN, quel servizio che ti permette di avere un profilo dedicato, un ID dedicato, e tu lo sai come puoi abbonarti a Nord VPN cliccando sul link in descrizione, e abbiamo pure il link dedicato www.nordvpn.com/comedyvillage. Bene. Abbiamo esaurito qua l'argomento comicità e musica, penso che abbiamo detto tutto quello che si doveva dire, adesso possiamo parlare del più e del meno. Gamon, è veramente un grandissimo piacere averti qui a parlare di comicità e musica, perché Gamon, così come Barbascura che abbiamo avuto ieri, è un altro che vuole rubare il lavoro a noi comici, perché da un anno a questa parte... Guarda che io e Barbascura facciamo solo i lavori che voi non volete più fare. Allora, non la mettere così perché io sono del sud e tu sai come è cominciato questo percorso. È una cosetta così, a un certo punto Gamon esce con uno spettacolo che non è musicale ma è di parola. È vero, è che tu hai visto a Roma. Io ho visto a Roma, biglietto gratis, accesso alla sala VIP, mi sono sentito importante. Allora, è nato per esigenza, perché ero sono sempre stato, diciamo, un grande fan della stand-up da tanti anni, e questa è la cosa che vi diranno tutti quelli che ci si sono avvicinati, no? Però era vero, al punto che ho fatto il mio primo open mic nel 2017, questa è storia, diciamo, nota a Milano, e in realtà volevo andare avanti, poi le cose, diciamo, del mio lavoro musicale sono andate da un'altra parte, ma sentivo che questa cosa scalpitava. C'è un motivo per me, diciamo, abbastanza fondante, è il fatto che quando faccio musica io riesco a esprimere solo alcune cose di me, e le altre cose però invece ho proprio bisogno di dirle, di elaborarle, e questo negli anni mi è sembrato sempre di più il metodo che mi calzava di più, che mi stava più addosso. Poi una cosa è, come dire, scrivere le battute su Twitter, e una cosa è fare uno spettacolo, quindi insomma bisogna imparare. L'esperienza del palco mi ha aiutato, però poi un'altra grande mano me l'ha data anche Carmine Del Grosso negli ultimi 2 anni, che mi ha sopportato e supportato, e che, posso dire, non la banalizzerei con abbiamo scritto lo spettacolo insieme, ha fatto quasi, ha fatto da mentore, perché si è ritrovato pure uno in casa che voleva fare da solo, volevo imparare, quindi io volevo uscire di casa, andare a fare gli open mic e essere trattato come tutti gli altri, era quello che io desideravo fare e quello che ho fatto, francamente. Hai citato subito Carmine Del Grosso, allora la scaletta falla tu. Allora, dillo. Signore e signori, Carmine Del Grosso, va bene, allora decidi tu, va bene, decidi tu come dobbiamo proseguire. Accomodati, Carmine, sul trespolo, Carmine Del Grosso. No. C'era già Buon tutto pomeriggio. pronto. Mi raccomando, parliamo di Carmine Del Grosso dopo un po', mi raccomando. E qua 5 minuti sono passati. Ma manco Stavo 5 facendo minuti. le foto come... Manco abbiamo... Allora, Carmine Del Grosso, applauso a Carmine Del Grosso. Grazie mille. Naccia.
Posso chiedere di avere, che io parlo molto basso di volume, avere un po' di volume di voce in più, leggermente, grazie. Guarda, un comico questa cosa non l'avrebbe mai detta, un musicista invece è il classico cagacazzi. Allora, intanto quanti di voi hanno avuto il piacere di vedere una cosetta così di Gamon dal vivo? Bene, hai spaccato tra il pubblico del Comedy Village. Io l'ho visto ed è veramente uno spettacolo molto interessante perché ho trovato particolarmente interessante quello che noi poi cerchiamo di trasmettere in questi percorsi di formazione, cioè il mettersi in gioco. L'ho trovato uno spettacolo veramente a cuore aperto e devo dire che mi è servito tantissimo da spunto per poi scrivere il mio spettacolo con il quale ho debuttato qui lunedì al Comedy Village. Vero, mi è tornato veramente molto utile ascoltarti. Vorrei chiedere a te, Carmine, cioè com'è stato questa tipologia di lavoro? Cioè tu ti sei trovata a scrivere già per altri, no? Per altre situazioni che non fossero i tuoi spettacoli, le tue esibizioni. Com'è stato scrivere con Gamon, quindi un amico, prima di tutto immagino? Prima l'uomo, poi l'artista. Prima l'uomo, poi l'artista. Assolutamente. Ma quanto cazzo è profondo Carmine Del Grosso, ragazzi? Ma è una profondità che ho acquisito stando gli ultimi 15 minuti. Gli ultimi 5-6 minuti. No, grazie per la domanda, Pietro, innanzitutto. Metto pure la gamba così. È un piacere, veramente. No, è molto strano perché forse ha aiutato pure me questa cosa. Perché partivamo da due punti di vista, cioè simili ma lontani. Perché scrivere per un comico uno parte da appunto quasi sempre dal senso comico, vorrei dire questa cosa perché mi fa ridere. Invece scrivere con Gianluca è stato vorrei dire questa cosa perché mi sento di dirla, quindi aveva di base una profondità e poi c'è stata la parte comica. Perché tu parti nell'approccio della scrittura puntando già a ciò che fa ridere? No, io sto dicendo no, io personalmente forse ho avuto un'evoluzione nel tempo, quindi all'inizio volevo piacere al pubblico come credo tutti e poi ho detto voglio dire questa cosa perché credo ci sia una condivisione di base. Ti piace questa cosa? È bellissima, ma ti trovo particolarmente evoluto. Sei maturato. Volevo presentarmi, sincero Pietro, volevo presentarmi con una pashmina, un Panama e però poi ho detto mi sembra troppo, un po' perché costava troppo la pashmina e allora l'ho lasciata là. C'è qualcuno di voi invece che ha incrociato Gamon in qualche open mic in giro? Attenzione, ci sono 3 e poi mi piacerebbe sentirli. Quindi tu ti sei avvicinato, e questa come dicevi tu è storia nota, ti sei avvicinato alla stand up cominciando a provare i primi pezzi negli open mic. Sì. Ti iscrivevi con un nome finto. Però lo dico con grande umiltà proprio perché lo sto dicendo io, poi se me lo dice qualcun altro magari mi offendo, però io non è che do mai per scontato che tutti sappiano quello che faccio, quindi a volte andavo e c'era il nome finto, ma c'era magari un 30-35% di persone che mi riconoscevano, ma gli altri non sapevano assolutamente che io fossi. Qual era il nome? Quindi Salvatore Grottaminarda è stato quello più bello. Bello. Salvatore Grottaminarda, che insomma per uno di Salerno no, attento a quello che dici. Abbiamo combinato un macello. Avellino Benevento, scusa, no, Avellino, sono cose, Benevento. Scusami. Tra l'altro partivamo da una rivalità di fondo. Perché... comunque siete tutti napoletani. Sì, certo. Diciamo che la sintesi è quella. Accomunati sotto questa grande etichetta. Vabbè. Saltiamo oltre, andiamo oltre. Quindi tu cominci a fare i primi open mic. Mi dici le prime emozioni, le prime energie, le prime volte che salivi sul palco da comedian, cioè quindi con un'altra veste completamente differente? Uno dirà giustamente hai un'esperienza di palco, che comunque faccio il musicista da 20 anni e magari sono capitati anche dei palchi grandi, invece c'era un'emozione proprio di esordio tutta nuova perché è un'altra cosa. Poi una minima di esperienza di palco, ma io sentivo proprio un'emozione cercavo di utilizzare magari le cose che l'esperienza mi ha suggerito, ma tanta emozione, batticuore, mancanza proprio di fiato. Poi piano piano quello che ho cercato di fare di più, e effettivamente lui spesso e volentieri quando capitava che mi vedeva mi ha confermato che lo facevo. Poi a un certo punto cercavo di trovare il mio ritmo sul palco, che è la maniera in cui parlo adesso. Lo sai che lo spettacolo lo faccio identico, che
è la cosa più importante, quindi non andare sotto pressione di a tutti i costi portarmi la gente dal mio lato, ma prima di tutto andare nella calma, perché quello mi avrebbe fatto anche dire le costruzioni che avevo scritto, diciamo, meglio, Certo. non sarebbero sembrate recitate, che è la cosa credo peggiore in generale nella stand-up. Ma la cosa più bella sinceramente era quando me ne tornavo a casa, anche se la serata non andava granché, perché a volte stai scrivendo e la roba non funziona, quindi Ah sì, qua ne abbiamo esperienza al Comedy Village di pezzi che non la funzionano. roba non funziona e anzi uno dirà vabbè, ma tu sei privilegiato perché ti conoscono già. No, in effetti in realtà proprio perché mi conoscono già il tonfo è più grande, cioè rischio veramente la figura di merda ogni 2 minuti. Guarda questo che si crede di Esatto. fare mo. Volevo chiedere a te invece, Sì. le prime volte che lui saliva, se tu c'eri e Sì. quanto l'hai cazziato, cosa gli hai detto, come è stato più che altro, più che la serata, il post serata, voglio sapere. Allora, da il te. post serata mi ricordo i messaggi che mi mandava Gianluca, sembrava quelli, sai quando hai le prime uscite con la ragazza, è stato bellissimo stasera stare insieme, finalmente mi sono sentito libero, ho detto Madonna, questo sta nascendo un amore qua, non c'è... Ma cosa sta succedendo? No, in realtà era bello vedere come, cioè Gianluca chiaramente è stato su palchi importantissimi, vedere l'emozione delle prime volte come tutti fondamentalmente. Che poi Quindi- era il che pensi mille, scusami, ti ho interrotto. Anche, Scusa, stavo beh, andando tu hai acqua. fatto Sì, no, Sanremo, ma cioè, io scherzi, a vai, Milano bevi, più o bevi. meno Sì. Bevi, Cello, questa dappertutto. la tagliamo questa, tranquilla. Sì, tu doppio, bevi. doppio Riapp- malto. Riappoggia il bicchiere Stello. dove stava esattamente, così poi la tagliamo. Ok. e Pietro, hai facciamo- bevuto tu qua, no? No, quella è tua, quella Ok. è tua. A me manco l'acqua mi hanno dato oggi. Mi dispiace. Dimmi. No, la cosa degli open mic, se posso, è nata, diciamo, Gianluca un po' all'inizio, non dico controvoglia, però voleva un po' sottrarsi a questa cosa, giustamente, e lo capisco, io forse nei suoi panni avrei fatto pure peggio, e invece per me era una tappa obbligatoria, cioè andare in una Quindi sei terra tu che straniera. gli hai suggerito di passare per gli open mic? No, non è... Sì, no, suggerimento- mi ha suggerito, no, lo dico, mi ha suggerito lui e ha fatto bene. Io lo facevo solamente perché temevo la story e quindi temevo che comunque poi diciamo, il giudizio in un momento in cui tutti hanno il diritto, diciamo, di crescere e pure di sbagliare sarebbe stato impietoso, quindi non volevo essere trattato come gli altri. Quindi dico, se vado a fare gli open mic inizia magari a girare qualche story, Sì. poi magari mi scoraggio, non lo so. Per fortuna però chiedevo sempre alle Sì. persone di tenere giù il telefono e hanno sempre Ci appuntiamo questa aiutato. cosa, ne parliamo dopo quando Sì. riusciamo a cacciare Sì, dal sì. palco Carmine del Grosso. Per me questa era una tappa obbligatoria, visto che ho messo in pausa io. Per me questa era una Infatti, tappa obbligatoria. ritorniamo da te, Per me- Vai, play. Per me questa era una Ok. tappa obbligatoria invece, perché è come passare sotto, diciamo, sotto Le forche gli caudine, schiaffi, sotto le giustamente, forche devi caudine, passarci. esatto. E poi in realtà credo sia servito molto per le costruzioni e pure per le revisioni dei pezzi, perché se no non hai un riscontro attivo, quindi chiaramente sotto scala con altri comici che mangiano l'orzo caduto a terra e sali sul Il palco. maestro stato Sì, di esatto, queste È la cose prima qua. volta che vi intervistano insieme? Sì, prima E accade volta. qui al Comedy Village. Queste interviste verranno caricate sul canale Comedy Central, per uno streaming sicuro potete scaricare NordVPN NordVPN, sì. e abbonarvi. Quindi la prima volta che vi intervistano insieme, Sì, è è strana vero, è sta vero. cosa, cioè perché non ti hanno mai cacato a te nelle altre interviste, Ma Carmine? fondamentalmente perché non... No, perché non ho il progetto dello spettacolo che faccio è partito, diciamo, super in sordina sul passaparola, non è mai stato fatto, diciamo, come dire, una pubblicità. Poi dopo ne parliamo di questa cosa E qui. quando riusciamo a E anche rimanere io e te. contro quando l'avviso voglio di tutte scendo, le persone non che c'è- lavoravano con me, figurati. quindi diciamo nessuno era d'accordo che io facessi questo spettacolo a parte me e Carmine. E questo lo racconti anche nello spettacolo. E quindi non non è ancora proprio capitato fisicamente che io abbia fatto No. delle interviste su questo argomento, quindi insomma, oggi battesimo di No, fuoco. diciamo che all'inizio mi presentava scritto con Salvatore Grottaminarda, quindi
aveva paura io pure dico utilizza uno pseudonimo, poi vediamo se no, però in realtà non è mai capitato, cioè Gianluca, devo dire la verità, mi ha sempre citato, però Sì, è vero, ti cita anche dal vivo all'interno, sempre all'interno dello lo spettacolo. ringrazio Ma la cosa importante è che questa ti fiducia. abbia citato nel borderò SIAE, Sì, perché sì, se no sì. Abbiamo quello- scritto prima il borderò e poi lo e spettacolo. poi lo spettacolo, ed è quello che fa di te un grandissimo comico. Carmine Del Grazie Grosso, a voi, buona che continuazione. ritroveremo stasera. Grazie assistente tecnico, grazie. Bene. Il mio bicchiere d'acqua. C'è questa cosa che fai, che dici nello spettacolo, l'hai accennata prima, tu chiedi nello spettacolo di non fare stories e di non pubblicare niente sui social dello spettacolo, e questa cosa è stata rispettata da tutto il tuo pubblico per un anno che sei in tour con lo spettacolo, più o meno. Sì, diciamo di sì, dai, sono un anno ancora non lo fa, però più di 6 mesi sì, dai. Vabbè, ma che ti costa? Dammi ragione, no? Poi la pubblichiamo tra 6 mesi, Hai l'intervista. ragione. Un anno, Un anno. Confermo. Non è mai successo che nessuno abbia pubblicato qualcosa? Poca roba. Sì, ma poca roba, e a quel punto diciamo comunque non è decollata da nessuna parte, perché le persone hanno capito. Perché in questo periodo in cui tutti cercano di apparire, tu fai questa scelta completamente in controtendenza di non apparire? Perché non me ne fotte di apparire. Io trovo in generale è una delle grandi cose dei grandi temi che mi ha stancato anche nella musica, che è insopportabile sapere tutto prima che succeda, prima che lo vedi. È una cosa che non sostengo più. Non c'è più la sorpresa, e soprattutto ti devi fidare di chi sta sul palco. Quindi e poi sarà andata male una serata, non ti sei abbastanza divertito, e vabbè, non sarà successo niente, però manca proprio la fiducia nell'arte dell'altra persona, soprattutto dal vivo. Quindi io volevo, lo dico all'inizio dello spettacolo, come tanti spettacoli internazionali che io ho visto, diciamo, c'è un mio messaggio, come se io prendessi il microfono, ovviamente l'ho preregistrato per evitare problemi, dove chiedo alla fine complicità al pubblico, e il pubblico, se si sente complice, cioè se tu non glielo imponi, dice ho capito la logica, cioè tu vuoi mantenere la sorpresa per le persone che devono venire, anzi paradossalmente riprendono i pezzi delle canzoni e non riprendono i monologhi, che è ancora più assurdo. Cioè loro hanno capito che io quella parte non la voglio tirare esprimere fuori. sì, ed è bello. Dall'altro lato ovviamente me lo prendo a quel posto, perché non escono clip, quindi nessuno sa che sto facendo questa cosa, quindi io devo stare là a sbattermi tutti i giorni a dire non sono concerti quelli che sto facendo, ma è un'altra cosa. Però per me il gioco vale la candela, va bene, un po' di fatica non fa niente. Prima hai parlato della gente che invece posta magari più passaggi musicali, anche i passaggi musicali però del tuo spettacolo sono sorprendenti, a parte la grazie. scelta che c'hai due musicisti, Sì. tutto molto essenziale. Sì. E tu non fai nemmeno una tua canzone, cioè tu fai solo Sì. canzoni, non lo dichiari mai. Questa è una cosa che mi era appuntata e che ti volevo chiedere. Mm. Perché quelle scelte musicali? Possiamo dire i titoli delle canzoni che fai? Sì, no, Tanto non sono venuti fino adesso, non verranno, figurati. non verranno. Magari quella No, a casa ma sì, andate a vederlo perché è un tranquilli, bellissimo. neanche io vado a vedere gli spettacoli dei miei colleghi, quindi non me ne frega niente. Stai parlando dei cantanti o degli stand-up comedian? Tutte e due. Ok, Tutte e no, due. per capire in che mondo di No, cioè. a quelli della stand up vado, se no ecco, Carmine l'ho conosciuto così, cioè uscendo A un andando concerto a che vedere cantava esatto. le canzoni di Salvatore Grotta Lui ha Minarda, cantante neomelodico di Benevento. ha un duo, Carmine, con Mileto. Si Lui chiamano fa- no. Gli Irresistibili, sì, si chiamano così. Dicevamo le canzoni. Le canzoni. Mm, Apri con Alta Marea, una versione, vabbè, Sì. questa l'hai fatta a Radio 2, quindi la si può dire. Io l'ho Effettivamente- trovata una versione bellissima. Ho pensato di ribaltare i pezzi. Ora faccio 2 brani inediti, ma non lo dichiaro che li faccio. Quindi la gente non capisce se sta sentendo una cover o altro, e faccio 3 cover. Però ho preso i pezzi e li ho ribaltati, cioè gli ho dato un vestito completamente diverso. Quindi Alta Marea praticamente è una versione jazz, si può dire, assolutamente. E poi faccio degli altri brani a giro, non sono sempre gli stessi. Per esempio, non sono sempre gli stessi, ne ho 3 o 4 che giro. Per esempio, siccome negli ultimi 2 anni
una delle cose che mi sono messo a fare è diciamo studiare canto jazz. Uno dei compiti che avevo era un pezzo dove dovevo in sostanza imparare un solo di uno strumento di 3 minuti, nota per nota. E c'è una tecnica che si chiama vocalese, cioè di prendere i soli degli strumenti e scrivere delle parole. E io ho adattato, diciamo, quel solo in italiano. Quindi uno dei pezzi che faccio è un pezzo jazz. Come li scegli? Cioè, c'hai già un'idea, in questa città farò questi 3 pezzi, in questa, Vado un po' a sensazione, però come fanno alla fine le persone che fanno stand-up se lo spettacolo non è... A sensazione sul palco? Quindi c'è un accordo con i musicisti per il quale... Al check sento più o meno la vibrazione del posto e dico, vabbè, ma qua siamo al mare, facciamo alta marea, a volte anche ragionamenti così molto terra-terra, però lo facciamo. Però ti dico la sincera verità che il desiderio finale ovviamente per la tranche diciamo dello spettacolo che parte da novembre è che la cover rimanga una e che gli altri siano tutti brani inediti, perché vorrei che le persone escono di casa e vengono a vedere una cosa che non c'è, poi dopo esce lo spettacolo, esce il disco. Bellissimo, questa cosa l'ho trovata veramente affascinante, perché come dicevi tu crea complicità. Quando è partito il messaggio registrato all'Auditorium di Roma si è sentito proprio quel clima, cioè c'era la gente che si guardava e qualcuno posava i telefoni perché erano già pronti immediatamente tutti a riprendere l'ingresso in scena di Gammon. Molto schematico, molto matematico, differenze tra l'esperienza da cantante su un palco e l'esperienza da comico su un palco. Cosa è simile, cosa è diverso, cosa è assimilabile, cosa è completamente agli antipodi? Vabbè, la risata e il silenzio, diciamo, nella musica non esistono, il silenzio non esiste perché c'è comunque la musica a coprire tutto, quindi senti l'energia delle persone, se si stanno annoiando te ne accorgi e infatti me ne sto accorgendo, però diciamo vuoi che mettiamo un po' di musica? però sicuramente diciamo la musica tende a coprire un po' tutto, poi la vibrazione diciamo proprio dei corpi delle persone ce l'hai, però ecco invece io i miei musicisti ovviamente suonano nelle pause, cioè ogni pezzo che finisce circa un quarto d'ora, 20 minuti a blocco facciamo il pezzo, però loro non accompagnano, il resto sono io da solo. Guarda, la grande differenza che ho trovato la possibilità di reazione che ho con la stand-up nei confronti delle persone durante il set. O quando mi è capitato di fare 2 set, cosa che non succede con la musica, io non faccio 2 concerti. Quindi 2 set significa 2 serate, 2 spettacoli, nella stessa serata. Nella stessa serata, mi è capitato anche questo. Me lo ricordo che ero a Taranto, il primo spettacolo era alle 7:30. C'era anche tanta gente grande di età che era venuta forse per curiosità, non lo so, forse a Taranto non c'era niente da fare quella sera, non te lo so dire. Perché non pensi di avere un bacino di utenza a Taranto anche? No, però sai, non essendoci neanche stata grande pubblicità sulla cosa, non è passato ancora il messaggio che faccio anche questa cosa, so che qualcuno... Anzi, lo dichiaro proprio all'inizio dello spettacolo, dico io lo so che la metà di voi sono stati trascinati con la forza a vedere questa cosa qua e c'è sempre gente che applaude, quindi vuol dire che sono loro. E, mi è capitato a Taranto che faccio il primo set alle 7:30 e c'era molto ascolto, però anche tanto silenzio, facevo molta fatica a trovare la risata, capivo che c'erano anche dei riferimenti che dovevo fare per prendermi una parte di pubblico che forse non aveva dimestichezza con la stand-up e quindi cercavo molto di più di utilizzare argomenti un po' più o figure nazional popolari, quindi se c'avevo una battuta su Cannavacciuolo dico mo la devo dire. Questa è una cosa che con le canzoni non lo posso fare, certo. E in più quando sono tornato dietro le quinte e ho aspettato un'ora per fare l'altro spettacolo, ho guardato i ragazzi e ho detto ma dopo chi c'è gli dobbiamo spaccare il culo. E c'è sta cosa nella comicità, gli dobbiamo spaccare. Ma ho avuto però, come dire, la possibilità di reagire un'ora dopo ed è una cosa che con il concerto non è possibile. E per Aspetta, me... mettiti in pausa.
Troppi treni passano a Riccione, Sì. possiamo dirlo che troppi treni passano a Riccione. Aspettiamo un attimo, credo che entri nei microfoni, Diciamo. magari. Cioè, dobbiamo rifare tutta l'intervista perché i treni hanno rovinato. Ma a me, io non ho problemi, però a risentire un'altra volta attaccarmi. Mamma mia. Lunghi sti treni pure che passano, senti? Sì, questo era un treno merci. A me c'è una differenza che mi salta, è che a me piacerebbe tantissimo, io nella mia vita passata cantavo Ok. con i gruppi di chiesa, ma cantavo, quindi ho avuto questo grande momento però su un palco a cantare canzoni di chiesa, però comunque cantavo, quindi Sì, sì. l'energia della musica è bellissima. A me c'è una cosa che mi fa impazzire, che se tu intoni un pezzo, il pubblico conti tipo Rose Viola, Uè. lo fai con una premessa di una battuta, e c'è Gamon è così bravo che... E Non possono chiudere. No, questo ti è capitato di effettivamente farlo? è Cioè non una c'è la cosa- premessa e poi... No. Già no, cazzo, sto facendo stand No, up. però lo sapete che delle volte diciamo si fa una battuta che non la si chiude nemmeno perché c'è un understatement, il pubblico sa dove stai andando a chiudere, quindi effettivamente però non c'è la coralità, però la coralità c'è nella risata, cioè al concerto non c'è quella risposta, c'è quest'altro genere di partecipazione, di cantare insieme, però non c'è la reazione così immediata, continua, quindi sono solo due emozioni diverse, due reazioni diverse. E Sì, te le stai assaporando entrambe, mi sembra. alla grande, alla grande. Sanremo, 2 edizioni. 2 edizioni. Ti ha chiamato direttamente Amadeus. La seconda volta mi ha telefonato Amadeus. Ti ha telefonato proprio lui. Sì. E la prima è Rose Viola. E la seconda è un altro pezzo che si chiama Momento Perfetto. Momento per... Lo so. A parte che ho studiato un po' di secoli, non so, non fai, vieni qui a rubare a casa dell'altro. Quindi Amadeus ti chiama. Intanto, uno, lo rifaresti Sanremo? Non lo so. Non lo sai. Te l'ho detto che sono uno che va in controtendenza. Non Ok, lo so. proviamo un attimo. Allora, io sono Amadeus e ti chiamo. Uè, ama. Io non lo so imitare. Però, No, non fa niente. Pronto? Cioè, quello è Gianluca. che è Pippo Baudo, quello. Vabbè, scusa, vabbè, ma adesso in qualche modo è figlio di Pippo Baudo. Quindi, Sì. Gianluca, pronto? Come stai? Ciao Amadeus. Ciao, sto preparando la nuova edizione di Sanremo. C'è pure il centro siciliano. Che Certo. sto preparando la nuova edizione di Sanremo. Sto selezionando un po' di gente. Ti andrebbe di farlo? Se vuoi ti vengo a fare 5 minuti di pezzo di monologo, visto che i comici vanno sempre alla grande a Sanremo. Cazzo, ma hai bruciato la gag. Che comico, ragazzi. Vi devono spezzare le gambe a voi che veramente venite nel nostro mondo a rubarci lavoro, battute chiuse di gag, mesi a pensare a sta cazzata. Vabbè, basta, finiamo qui. No, voglio proporti un gioco che ieri ho proposto a Barbascura. Ti dico il nome di un comico e tu mi Ok. dici a quale animale... No, quello era Barbascura. A quale cantante lo associo? Ovviamente cantante italiano, internazionale, vivo o morto che sia. Ti faccio qualche nome. Dai. Guarda, prendo spunto dalle nostre piazze. Qui al Comedy Village abbiamo creato la nostra piccola cittadella, abbiamo le nostre piccole piazze. Qua in questo momento siamo a piazza George Carlin. Se tu dovessi collegare George Carlin a un cantautore, sarebbe? È una cosa difficilissima. Battiato. Battiato. Beh. Ce Sì, l'avevo- sì, una bella forza visionaria, uno che è stato avanti, uno che non aveva paura di dire niente perché vecchie interviste di Battiato non la mandava a dire proprio a nessuno. Io credo di essere stato l'ultimo a intervistare Battiato, sai? Hai Ed era- intervistato Battiato tu? Ho intervistato Battiato quando ho fatto Le Iene Ah, madonna mia, incredibile. e credo di essere stato l'ultimo a intervistarlo, poi insomma Sì, sì. è storia ed è una cosa che mi porto veramente no, con cavolo, una bella affetto, cosa. forse è l'unica dell'esperienza alle Iene. Bill X. Lo stavo immaginando George Carlin che fa i pezzi sui dervish, sulle danze esoteriche.
Bel mix. Bilix. Aspetta una cosa, quanti nomi hai ancora? Oltre a poi hai Bilix? No, vabbè, le piazze sono 7, magari non te le faccio tutte, te ne faccio 4, 5. No, mi fa molta fatica perché poi devo andare a scollegare, devo andare a collegarli con qualche collega e non voglio fare regali a nessuno, non se lo merita. Ah, fatelo. Come se vi steste divertendo veramente. Come ti vedono i tuoi colleghi? Li hai citati? Diccelo, come ti vedono i tuoi colleghi? Ma Reazioni, immagino ci saranno diverse reazioni, sarà un po' diverse trasversale. reazioni, cioè, la più comune secondo me è così. Perché effettivamente non si capisce bene, sembra uno che non trova pace. Però mi è capitato invece che diversi colleghi sono venuti a vedere lo spettacolo e che erano contenti perché poi parlo comunque di cose anche del nostro lavoro, però da un punto di vista umano, che tutti... L'altra grande differenza ovviamente della musica e della stand-up è che nella musica si dicono un sacco di balle per mantenere l'apparenza e invece nella stand-up questa cosa per fortuna decade, quindi io mi sono sentito a un certo punto libero, quindi alcuni che l'hanno visto hanno detto ah ma quindi si può dire anche la verità, cioè non rischiamo di poi perdere interesse, mystique, quindi erano ammirati dall'idea che io parlassi di un bel po' di rotture di cavolo che mi sono successe. Tu nello spettacolo fai dei nomi di colleghi Sì. e ce n'è uno, solo uno alla fine, non ne salvi. Sì. Sì, però come dire, Io l'ho visto lo come spettacolo come gratis. come dire, potreste indovinarlo da soli, però non lo salvo perché cioè, ogni tanto insomma con qualcuno bisogna prenderla a turno, cioè, scherzando. Volete sapere quel nome? Andate a vedere lo spettacolo. Voglio il 10% dei biglietti che venderai di questo target. No, però Scusa, ma vogliamo fare come le cose online, fate codice sconto Sparacino? E tu ti prendi la... Attenzione. Eh? Sei un genio del male. No, ti volevo chiedere perché parli della scena rap. Perché Sì. hai iniziato lì, sei partito da quel mondo lì. Sì. Facciamo un piccolo passo indietro. Mi parli un attimo delle tue origini, perché il rap forse è la forma di musica che più si avvicina Mamma mia, alla stand-up. tantissimo. Tu sei diventato praticamente uno stand-up comedian. Willy è molto vicino Sì. alla stand-up comedy. Rancore Sì. è amico di stand-up comedian e Certo. frequenta stand-up comedian. Filippo Giardino ha lavorato con diversi rapper. Mhm. Perché secondo te mi è venuto perché secondo te questa vicinanza tra i due mondi, e magari se mi fai un passaggio indietro sulle le tue origini da rapper e l'evoluzione? Allora, il mio passaggio indietro è rapidissimo. Io sono di Avellino, quindi diciamo sono nato e cresciuto in una piccola città del sud dove alla fine diciamo, le opportunità non è che ci fossero cose particolarmente trasgressive da fare o assurde. Quindi nel momento in cui alla metà degli anni 90 scopro che esiste il rap, tra l'altro scopro perché mio cugino mi fa ascoltare una canzone, poi dopo 4 mesi scopro che ce n'è un'altra, cioè ci dovevamo ovviamente inventare tutto perché l'hip hop in generale, diciamo, la cultura diciamo, che ricomprende anche i graffiti, la breakdance, era una cosa nata negli Stati Uniti e importata da non tanto in Italia, quindi non c'erano proprio informazioni, ci dovevamo inventare tutto, però era una cosa che per un ragazzino a 14 anni in una città di provincia era proprio una bomba di libertà creativa, perché è do it yourself totale, cioè fatelo da solo, tu puoi creare qualcosa anche col nulla, cioè devi cercare di far rima e non devi neanche troppo andare a tempo, a quanto pare ultimamente non è più richiesto, ma Proprio il tempo nelle canzoni diciamo, non importante. Però quindi all'epoca immaginati, cioè non dovevo imparare a suonare uno strumento, non dovevo leggere la musica, non dovevo essere intonato, però potevo creare, potevo veramente liberare quello che c'avevo dentro, quindi immaginati a un ragazzino una roba, e soprattutto mi potevo anche distinguere da tutti quanti gli altri, quindi immaginati. E l'altra grande regola, diciamo, dell'hip hop in generale e del rap,
un'altra regola dimenticata, ma che secondo me vale anche per la stand-up comedy, è non copiare. Cioè tu se copi sei scarso. Non secondo te vale anche per la stand-up? Vale Vale, assolutamente esatto. per la stand-up, cioè non diamo messaggi sbagliati, vale Infatti assolutamente. l'hip hop il rap, diciamo, è l'unico genere in cui non si fanno le cover. Sono tutti quanti autori delle cose che Certo. fanno, le cover non si fanno, non esistono. E da lì poi ho mosso i miei primi passi, piano piano, insomma, la cosa che era semplicemente una passione di un ragazzino, 10.000 serate organizzate da solo, microfoni aperti, facevo l'host della stessa serata, l'MC, quindi io in realtà rivedo cose che ho già visto nella scena del hip hop di quando io crescevo, degli anni 90, che si formava, le rivedo identiche Oggi nel in questa percorso, scena certo. qui, quindi e ce ne sono anche tante che sono belle, che mi piacciono, che sono autentiche, che dall'altro lato ho un pochettino perso. E poi proprio come mezzo effettivamente sei tu. Sei te stesso, ti puoi creare un personaggio, puoi fare tutte quante le iperbole che vuoi, tutte le metafore che vuoi, oppure puoi dire semplicemente la verità e ci sarebbe una lista infinita dei paralleli, il senso del ritmo di stare sul palco, sei solamente praticamente tu con il microfono, sono infinite le cose che accomunano i due mondi, quindi secondo me anche gli altri i ragazzi, quegli altri che fanno musica di cui non ricordo il nome, eh, ci credo che perché ritroviamo sicuramente la stessa potenza espressiva e un sacco di cose che per noi, diciamo, Territorio comune, territorio molto comune, sì. anche a livello di scrittura, cioè di Tantissimo. spunti di scrittura, cioè, sono entrambe credo due forme d'arte che comunque Sì, sì. nascono da un bisogno di rottura, dall'esigenza di rompere Assolutamente, qualcosa assolutamente. di precostituito. Prima ti ho chiesto come ti vedono i tuoi colleghi cantanti, come ti hanno visto i comici quando arrivavi in camerino, quando realizzavano che non eri Salvatore Grottaminarda, ma Gemon. Ma sono stato accolto bene, tranquillo. Qualcuno magari era un po' più distaccato perché diceva che ci fa questo qua, però effettivamente io non volevo fare altro che essere come gli altri, perché sennò cadeva il gioco. Cioè, faccio sempre l'esempio che c'è una scena dei Soprano dove Tony Soprano sta a capotavola con tutti quanti, diciamo, I gli altri, commensali. esatto, i commensali che ridono e si rende conto che stanno ridendo perché lui è il boss, ma in realtà non gliene frega niente. E quindi l'idea che c'è qualcuno che sta là e mi tratta in una maniera diversa solamente perché non è una cosa che mi piace. Quindi sono stato accolto bene. Poi, per fortuna, diciamo, ho quasi 42 anni, quindi il nonnismo, diciamo, è sempre dietro l'angolo. Quindi ogni tanto dico a Carmine, lo sai che quello mi ha detto questa cosa qua? Lo sai che Michela Cirone in questa settimana mi ha detto una volta al giorno che ho cagato il cazzo con questa cosa della stand-up? Cioè, lo dico, ma fa parte del gioco. Anche io lo Allarghiamo direi. questo concetto di Michela Ciro, perché Michela Ciro è la causa Una vera delle di cause tutti i nostri mali comici, cioè nel senso che la tu causa sei... del mio primo open No, mic. no, non nel senso Michela Ciro è la causa vera La di causa tutti, del ma mio primo open mic nel senso che sicuramente. è Michela che ha Gianlu, sali sul Sì. palco, ti ha rivisto i primi pezzi e Mi ha quindi ci rivisto, dobbiamo sì. accollare Gemon nel mondo della comicità Esatto, per colpa di colpa di Michela È Ciro. vero, E questa cosa è dobbiamo vero. dire a No, chiare no, lettere, applausi. la colpa è di Michela Ciro, lo dobbiamo dire. Quindi Carmine sì, c'ha un concorso esterno, ma la vera responsabile è Michela Ciro, Sì. che era a Roma a vedere lo spettacolo. Sì, è vero, era a Roma a vedere lo spettacolo. C'aveva i Perché... posti migliori ovviamente dei miei, era in seconda fila, io in gradinata, Ma no, però ragazzi è vero. normale, è così, no? Eravate penso seduti tutti uguali, non lo so. Lei, Saverio Raimondo, Edoardo Ferrario davanti e io in gradinata, però vabbè ragazzi è normale, è la gavetta delle amicizie. Aneddoti particolari nei camerini e qualche serata particolare. No, aneddoti particolari, diciamo, nei camerini degli open mic, non tanto, se non a volte, come potete immaginare, materiale umano molto importante. Molto interessante. Molto importante. Però no, ho trovato una bellissima non ci sono cose pazze che mi sono capitate ancora allo spettacolo. Cioè, quello che mi ha più sorpreso sulla scelta soprattutto di non fare le canzoni che faccio ai concerti perché la trovavo un'operazione disonesta è che solo una persona ormai ho fatto lo spettacolo più di 20 volte, 25 volte,
una persona a fine spettacolo mi ha detto ma non hai fatto neanche Rose Viola. Rose Viola. Una. Quindi non lo so, fino ad adesso Perché poi tu sei andata infame bene. nello spettacolo, perché comunque Rose Viola la citi in continuazione, cioè è un Sì, callback che ritorna spessissimo nello No, spettacolo. l'ultima Dici volta- vabbè, la fa, mo alla fine la fa. Io l'ho sentita in macchina su Spotify perché No, ormai ce l'avevo qui. Questo La devo sentire. lo posso dire, l'abbiamo fatto solo 2 volte perché non è capitato, perché poi lo spettacolo si è mano a mano allungato a livello di durata. Se mi chiamavano per il bis l'ho fatto solamente 2 volte. Ho praticamente una routine, ma ve la posso svelare, cioè mi sono immaginato, piglio proprio per culo il pubblico, lo prendo proprio in giro perché dico vabbè, ma nella stand up comedy il bis non c'è, perché che faccio? Canta, ovviamente canta, e partiamo, mettono praticamente 2 accordi e io faccio una frase di 8 pezzi. Faccio rose viola, sono come sotto un temporale, e li faccio, dico, ho cantato. Ve ne ho fatte 8 in un minuto. No, grande, il buono Ghemo, l'animo nobile, è un infame maledetto Ghemo. Che oltretutto non si è inventato niente, perché non è lui il primo che decide di coniugare comicità e musica, non c'è niente di originale, perché c'è già qualcuno che è andato ben oltre, è ben prima di lui, ce l'abbiamo qui al Comedy Village, è l'MC dei nostri open mic, il primo stand rap comedy della storia italiana, Sandro Canori! Sandro, vieni, accomodati, Sandro. Aspetta, Sandro, aspetta, che adesso i tecnici provvederanno a darti il microfono, Sandro, e tu potrai accomodarti tranquillamente. I tecnici provvederanno a passarmi lo sgabello e io potrò mettermi tranquillamente a sedere. Sandro, ti abbiamo preparato anche un bicchiere d'acqua. Bene, già bevuto da me, questo è incredibile. Da me e da Carmine, cioè è un mix perfetto. Che bello. Sandro Canori. Scusa, voglio dire prima un paio di cose. Alla uno, una volta che ti ha chiamato Amadeus, dopo che ti chiama Sparacino, tutto in discesa, no? Vabbè. E questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire, me la so scordata e ancora non ho fumato. Però no, cioè io sono molto fan di Game. Non mi mette queste posizioni. No, cioè, sei il primo fan di Game, però sei il primo. No, ci racconti. Allora, in effetti, perché magari molti non lo sanno, esatto, nemmeno Game non lo sa. Innanzitutto c'è una cosa che mi è piaciuta molto di questa cosa che hai fatto, è il fatto che tu, avendo già un pubblico, avendo già una carriera ventennale come musicista, potevi francamente implementare questa cosa e basta. Invece il fatto che tu sei andato a fare l'open mic per provare i monologhi, cioè è un grande rispetto verso un'altra forma d'arte, ragazzi. Questa cosa va apprezzata. Grazie. Che cazzo. Non ti incazzare, non è che nessuno ti sta dicendo no, non è come dici tu, Canori, no, cioè, perché nel senso la puoi dire anche tranquilla, no, nessuno ti sta. No, perché prima diceva che qualche comico ha visto questa cosa male o in un certo senso te poteva fare nonnismo. Ma no, ma parlava di Fedez. No. Oh, cazzo. Ok. L'abbiamo detto, vabbè, tanto comunque tanto già ci stava sul cazzo, quindi sono stati tutti comprensivi. Anzi, questo è molto bello. C'è la battutina, Questo è molto bello. La battutina più che ho ricevuto più spesso era poi do dei consigli. ti dico delle cose che devi correggere. Ok. Senza chiedere se tu volessi. Guarda, senza consenso informato. Questa cosa qui me l'ha scritta anche per messaggio, perché dopo lo spettacolo gli ho scritto, mi sono permesso di suggerirgli una battuta. Beh, ci mancherebbe, ma con delicatezza. Guarda, grazie per la delicatezza, sì. perché molti mi hanno detto qua dovresti fare così, poi ti dico come sistemare il testo. Io gli avevo proposto solo una cosa rispetto a quello che dicevamo prima, no? Di non di non pubblicare reels e cose, cioè non potete pubblicare video se io non vi do il consenso, se lo fate è revenge porn, esatto. Che è una puttanata da usare all'inizio. Però racconti un attimo la tua velocemente la tua storia, perché in realtà da è stato stand-up comedian. Molto interessante, perché poi io in realtà le prime volte che sono salito sul palco come stand-up comedian è stata quella fase di passaggio in cui io ho cominciato a fare rap molto dopo, infatti ascolto, penso ancora le canzoni con Mr. Phil, questa cosa ancora non te l'ho detta, però basta fare il fan, ho capito, sono fan, che devo fare? Cioè, non è che uno va a fare finta, stand-up comedy, no, fammi il cabaret, allora comunque, dicevamo
quando ho iniziato io a fare rap, quindi ovviamente molto dopo, cioè già si parla 2010, 2011, secondo me è iniziato nel mercato quel percorso, quel progresso che poi ha portato il rap a un po' la morte dell'underground, no? Forse Sì, anche sì, un po' purtroppo sì, ora non c'è. anche con l'avvento dei social, nel momento in cui tutti si autoproducono, il concetto di underground e mainstream un po' salta, sono cambiate Sì, un po' sì, le regole, è no? molto C'è chi cambiato. ha fatto i sordi, si è fatto l'etichetta da solo, quindi in un certo senso è autoprodotto, quindi in un certo senso sarebbe underground, ma no, Ma non perché lo è. hanno i sordi. Ecco. Quindi c'è stata tutta questa trasformazione, quindi è come se io ho visto la morte del rap underground e nello scivolare da sto mondo, poi arrivate al 2016, la trap e quant'altro, io sono scivolato nella stand up e praticamente invece ho visto la nascita della stand up da underground a un fenomeno di massa e costume un po' più Sì, nazional sì. popolare, quindi ho visto la morte di uno e l'inizio dell'altro e quindi molti parallelismi di cui pure tu ci hai parlato si sono visti proprio, cioè proprio in pieno, cioè le due scene, anche come so evolute, no? Dal fatto, come dicevi te, che quando ad Avellino, in provincia, eravate quelli strani, no? Sì, sì, ovvio. Vestivate È larghi, un ma altro questi che si discorso mettono... adesso, questi tutto si mettono i diverso. vestiti dei fratelli grassi, sono dei, dei Io morti. io mettevo i pantaloni di mio zio Mimmo. Lo vedi? Quindi eravate visti un po' strani, no? Questi che vanno in giro così. E poi piano piano c'è stata sempre più accettazione. E quelle cose che hai detto della provincia, di fare le cose nel piccolo, nella bolla, la gente che guarda, che non capisce cosa guarda. C'è una cosa che proprio uno a uno ho vissuto io personalmente nella Di stand up. paralleli ce ne sono. Perché dopo l'avvento tantissimi. di Satiriasi, diciamo, Non 2009, fa così con sta mano se è così. passato un po' di Ho tempo. capito, però. Se dico l'antica Roma, cioè, Satiria, Cioè, Satiria. Scusa. C'è stato un momento un po' d'estasi e poi è cominciato un percorso che ha portato, no, a un'evoluzione totale, no, della questione. Ma mi stai spiegando le cose? No? Sto spiegando a tutti, scusa. serve a questo sta cosa, no, mannaggia, guarda. E quindi pure lì ho visto molto spesso il fatto di fare queste cose nel piccolo, fra di noi, solo tra chi la fa. Quindi molto spesso è il pubblico, è gli stessi che poi saliranno sul palco. Esattamente. Che la gente, quei pochi che ci stanno, non capiscono bene cosa stanno guardando. Sì, esatto, Quindi esatto. ci sono dei parallelismi che sono davvero esatti. E noi, secondo me, come tutti noi, come comici, aspiranti tali, dobbiamo ambire proprio a riuscire ad ottenere la stessa cosa che ha ottenuto, secondo me, il rap hip hop. Cioè, il rap hip hop è riuscito a creare dei fan del genere. Sì, guarda, Quindi poi tu hai i tuoi rapper preferiti, E ma se io vi sono- disturbo sono- io me ne vado No, anche. no, devi non- sta qua. Cioè, se nel senso, se so il terzo incomodo. Devi stare qua. Cheat. L'importante è capire da solo le cose. Sono d'accordo e questo, cioè, se posso darlo solamente come consiglio di persona che è passata già dall'altro lato, sì. è avvenuto nel momento in cui con il passaggio del tempo e il ricambio di generazioni il rap italiano si è considerato non una cosa amatoriale ma una cosa professionale. Nel momento in cui voi iniziate a pensare che quello che state facendo gli date un valore, glielo danno anche gli altri. Questa è l'unica cosa, diciamo, che mi sento di consigliare, cioè comunque vi state impegnando, ce la state mettendo tutta, è il vostro lavoro e questa è una cosa che deve avere valore, non è uno scherzo di due battute che fate al compleanno di vostra zia. Certo, perché poi l'underground ha allenato un sacco di persone che erano di fatto dei professionisti a cui mancavano solo i soldi e i mezzi. Nel momento in cui il mercato si è interessato c'era già una montagna di persone pronte. È così. E questo speriamo che è quello che possa accadere anche a noi. Prima o aziende poi, coi soldi, è che a parte una NordVPN. è una NordVPN. Signore e signori, Sandro Canori. Sandro Canori. Ma lo vogliamo no, dire aspetta, almeno aspetta. il nome del tecnico che porta il microfono? Sì, Salvatore Grottaminarda, scusa un attimo di silenzio. Mettiti comodo. Così Canori lo possiamo tagliare. Ok, ripartiamo da qua. Le ultime due domande e poi dobbiamo andare avanti col programma, ma io te ne farei altre 50.000. Hai fatto il progetto È una cosetta così e poi hai fatto un altro progetto che si chiama È una corsetta così, che intanto è un gioco di parole, quindi mi sentirei di dirti che non siamo colleghi perché fai cabaret. Quindi è una corsetta così. Lui è appassionato di maratona, andatevi a sentire le altre interviste se volete conoscere insomma come Gianluca si è appassionato al mondo della maratona. Questo progetto
raccontalo tu velocemente una corsetta così. Molto banalmente, io corro, un sacco di volte mi sono reso conto che correre in compagnia ti fa sentire molto di meno lo sforzo, se vuoi vederla come metafora di vita è una bella metafora, e quindi soprattutto quest'estate che iniziava a fare caldo e dovevo stare tanto tempo fuori, ho detto quasi quasi metto su una story dove do un appuntamento a delle persone che vogliono correre con me. Lo faccio su un segmento che è il Naviglio della Martesana, diciamo, qualcuno deve prendere pillole e suonata la sveglia. Presi, ok. Io stavo dicendo speriamo, non che penso io, ha risposto invece. Bene, no, li vedo, i ragazzi li vedo molto sul pezzo comunque. Ok. Ritornando è una corsetta così, quindi pubblichi sta stories in cui Pubblico dici questa storia. sto giorno andrò a correre. Vado, ci vediamo lì a un orario anche abbastanza che era un deterrente per gente, diciamo, che non aveva voglia di farlo, però lasciavo libera scelta, cioè la strada è dritta. Quindi noi la facciamo 5 km a scendere e 5 a tornare. Ne vuoi fare 3 con noi e poi te ne torni a piedi? Puoi fare quello che vuoi. Io non l'avevo chiamata una corsetta così, ma appena ho messo questa cosa mi è arrivato una valanga di messaggi: una corsetta così, una corsetta così. Quindi tu non sei un cabarettista, il tuo pubblico sì. Sì, Quanta gente ha partecipato in tutte le volte? Le prime volte erano gruppi, una volta 5, una volta 10, però è successa una cosa assurda, che è la realizzazione un po' di un piccolo sogno. Io dopodomani vado ad Acciaroli in Cilento a fare lo spettacolo, in un contesto, diciamo, organizzato dal comune. E hanno detto: senti, ma se noi, visto che arrivi la sera prima, ti diamo ospitalità, ci faresti in cambio? Io dico: no, vi prego, non mi domandate canzoni che faccio ai concerti, perché organizzeresti una corsetta la mattina dello spettacolo? Ho detto: va bene, fantastico. E quindi ora questo rischia di diventare un format abbinato allo spettacolo da adesso in poi. Quindi dopo aver rubato il lavoro ai comedian, ruberai il lavoro anche agli all'Inus. atleti. Hai in mente già il secondo spettacolo? Sì, sinceramente sì. Sinceramente sì. Hai bisogno di qualcuno che te lo corregga? Senti, posso dire, lavorando con Carmine mi è capitato, io ho iniziato a lavorare con Carmine per caso, perché io sono andato a vederlo dal vivo e ho detto: vabbè, ma questo qua è di Benevento. E poi dopo dico: cacchio, ma è bravo, e poi dopo siamo diventati amici, e poi abbiamo visto che il materiale, diciamo, umano, i riferimenti erano gli stessi. Ma noi abbiamo iniziato a scrivere delle cose insieme, perché una sera abbiamo mangiato una pizza a casa mia, credo, forse un piatto di spaghetti. Ed sono venuti fuori 2 momenti solo dal cazzeggio che io avevo inserito nei concerti, e che erano le cose che di più la gente, anche di più delle canzoni, mi scriveva su Instagram: no, quando racconti quella storia, che in realtà era un pezzo di stand-up. Grazie alla stand-up sono riuscito a fare una cosa che io non faccio facendo il cantautore, cioè io non ho mai collaborato con altre persone che dico: scriviamo insieme. Ho imparato il potere, diciamo, di questa cosa qua, quindi non la escludo in futuro. Però Carmine sicuramente, esatto, poverino, lui è la SIAE, però non lo escludo in futuro, ma non parlava di te, cioè possiamo anche essere una collaborazione. Però lo ribadisco, ovviamente. Sono un po' geloso di Carmine. Sei un po' geloso. Però lui lo sa che cioè, spesso e volentieri sono come un bambino, quindi dico: no, fammi perché desidero, sono una spugna, sto cercando di imparare, di capire, di ascoltare anche quello che fanno gli altri, per provare ad andare nella mia parte, quindi non fare cose stereotipate. Quindi sì, sto già pensando all'altro spettacolo. Debutto Dell'altro spettacolo. No, dobbiamo fare ancora un po' di questo, quindi mi auguro dopo la primavera dell'anno prossimo. Io penso che il Comedy Village volume 5 potrebbe essere un ottimo luogo dove fare l'anteprima del nuovo spettacolo di Ghemon. Sarebbe bello. Direi che c'è il miglior pubblico possibile per testare nuovo materiale. Grazie veramente. Grazie a voi. Grazie Ghemon, è stato un piacere enorme. Grazie mille. È una sorpresa per voi che siete qui presenti al Comedy Village.
stasera per voi Gaemon, nell'attività alla quale è più legato, condurrà il karaoke. Gaemon qui al Comedy Village. È stato un piacere.